sul circuito del Sachsenring. Ancora pochi minuti di attesa e finalmente avrà inizio il Gran Premio di Germania. Il cielo sopra la pista è sgombro da nuvole e gli ultimi bollettini meteo prevedono temperature in linea con la media stagionale. Bella raga, ciao a tutti dal commento veneziano, ragazzi, qualificazioni orrende, 19esimo tempo, un primo settore positivo. Dobbiamo fare una buona partenza e recuperare più posizioni possibili. Vai, buttiamoci subito all'interno. Perché dopo il primo giro almeno decimo voglio essere. Ecco, pericolosa la partenza qua al Sachsenring perché basta un attimo. Basta un attimo e sei giù. Piano, Kuma, piano. Ricordiamo la difficoltà 90 su 120 fisica per il momento normale. Alzeremo tutto, devo solo un attimo riprendere la mano. Siamo già 11esimi. Partenza sublime del talentissimo. Partenza ottima. Cerchiamo di non perdere subito contatto con i primi, però grazie. Una volta il Sachsenring era veramente gara iper favorevole. Poi è successo qualcosa. Perché stiamo buttando a cannone. Dai a cannone. Molto bene. Ottimo. 11esima piazza. Ok. Vai tu, vai. Brutto errore. Prima caduta di veneziano. Prima caduta. Sappiamo che i danni sono al massimo, speriamo di non aver danneggiato la macchina, la moto e la macchina. Porca miseria. Ragazzi, bisogna migliorare e anche tanto. Sono molto concentrato, scusate se non uso soprannomi o altre robe, però sta caduta mi ha lasciato un po' perplesso. Oh. Prima caduta. Non ci voleva proprio, meno male che non mi sono ritirato. Però sicuramente la moto ne ha risentito. In questo momento solo 2 punti. Sì, chiaramente vincere la Red Bull Cup è praticamente impossibile. Io spero per andare comunque in Moto 3. Questo è veramente, spero solo sia un allenamento. Quanto non facile perché non è facile. Come qua leggermente aggressivo ma di poco. Dai, cerchiamo di superare Pasquale Alfano. Prendiamoci qualche posizione. Primo volo. Mamma mia, scodata pura. Se tornano le scodate è un bel segno, però non ho fatto una gara proprio orrenda, solo che il pilota ancora scarso. Questo è poco ma sicuro. 13esimo. Non proprio un bel piazzamento. Finora rimane la grande vittoria del Mugello. Non so neanche io come ho fatto sinceramente. Vabbè,
Anche se c'è stata una caduta, qualche punto lo portiamo a casa, vorrei comunque il cuore c'è. Il cuore c'è per il Trentissimo. Manca la classe, ma quella arriverà, vince Carlos Petei. Va bene. Che, insomma, in realtà non va bene, però. Infatti si arrabbia. Veneziano si arrabbia. Vabbè, tanto soliamo un po'. La classificazione veneziana al sesto posto, sprofondato giù. Qua stiamo salendo un pochino. Ok. A giudicare dalla delusione Sì, meccanici, molto molto male. con aspettative per il Red Bull Ring. Ancora pochi istanti e finalmente avrà inizio il Gran Premio d'Austria. Come potete intuire dalle immagini che vi arrivano dal tracciato, ci aspetta una corsa all'insegna del bel tempo. Ma ragazzi, stavolta siamo quarti e possiamo riscattare la brutta prestazione del Sachsenring con il primo ritiro, cioè con la prima caduta. Vai, vai come spacca i culetti. Come si butta, arroganza per il Cume. Non riesco a fare la prima pole, ragazzi, è molto molto dura. Dai fioi, dai. Dai che l'Austria può essere terra di conquista per il Cume. Yamanaka, ragazzi, un bell'uomo Yamanaka, può battere. Però il Cume è protagonista. Lo sapete, il Cume è le gare favorevoli e sfavorevoli. Questa è la MotoGP, questa è la sentenza comendiera. Se la prendo veramente bene. Dobbiamo stare calmi. Dobbiamo stare molto calmi. No? Mamma mia che stavo combinando la cappellata della vita. Peccato che non c'è Barcellona, una delle piste dove vinco praticamente sempre. Concentration, Cuba, concentration. Ok. Primo giro andato, ne restano 2. Poi passeremo a 5, ragazzi. Bisogna capire se in Moto 3 o nella MotoGP, questo non lo so ancora. Mamma mia, altro rischio incalcolabile. Dai che stiamo riscattando una prestazione vergognosa al Sachsenring. Una delle più vergognose forse. Questa è una curva pericolosissima. Affrontata molto bene. Però ancora lunga per poter dire che siamo messi bene. Questo è buono, questo è buono. Speriamo di avere gare favorevoli, cazzo. Dopo il Sachsenring lo era, fino a MotoGP 15, poi ciao. Buono, però sono veramente là, sono straattaccati. C'è la tatina. L'ultimo giro sarà da panico, raga. L'ultimo giro sarà da panico, 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 paura. Guardate Carlos, guarda Carlos. Sarà sicuramente emozionato, teso, sa che la posta in palio è altissima, devastante. Qui non Steraic.
Ocio. Buono, per il momento teniamo, ma mamma mia, sono tutti là, raga, così in questa categoria, un po' come la Moto 3, forse ancora di più. Tanto Sasha Grey è 23esima e Cox si fa superare, ragazzi. Coincidenze? Io non credo. Siamo buoni, però mamma mia, vedo le freccette degli avversari vicinissime. Ti prego, come fai un final lap degno del miglior come. Questa potevo farla sicuramente meglio. Ocio. Mamma che tensione. Dai che vogliamo il secondo sigillo. Mamma, ci rischiamo. Ultime due curve. Ultime due curve. Questa non sbagliarla come. Invece è bruttissima. Ma ce la facciamo, ragazzi. È vittoria, secondo sigillo per il talentissimo. Grande come, secondo successo dopo il Mugello. E qua andiamo su, boom. Prima di andare al parco chiuso per Grande venezianone. festeggiamenti, E torniamo terzi nel mondiale a meno 14, ragazzi. Ci avviciniamo tantissimo. Come godo, li vedi neppure. Ok. Buono, dai che stiamo salendo. Questo pilota oggi ha saputo imporre alla gara. Guardalo. Facciamo esperienza, non mi torna da più. I suoi meccanici si abbandonano giustamente. Guardalo che bello. Festeggiamenti. Guardalo. Facciamo la foto. Spettacolo puro. Buono raga, dopo caduta e riscatto, questa mi è piaciuta sto video, sto gioco mi sta piacendo, siamo tornati un po' alle origini con MotoGP e me lo godo tantissimo. Terzo in campionato, adesso vediamo il calendario, abbiamo ancora 2 gare penso, oddio Misano che è pericoloso e Aragon che sfiga, sarà quasi impossibile vincere il mondiale, ma noi ci proviamo, raga, un saluto dal comandante veneziano, ciao!